Nicola Palagi, direttore sportivo del Centro, partiamo dalla grande prestazione della squadra che comunque alla fine ha trovato questo pareggio, però c'è qualcosa che non funziona perché il quarto gol del Lodi, eravamo arrivati al 3-2, non è regolare e non si possono vedere certe cose in A1. Intanto voglio dire che sono contento per la prestazione dei ragazzi perché pareggiare questa partita è stata un'impresa veramente importante perché il Lodi è una squadra che gioca benissimo, una squadra molto fisica, ai limiti anche del regolamento. Alcuni giocatori quando fanno blocchi ti spingono, sono tutti falli da regolamento, se si applica il regolamento. Però è il suo gioco, sanno fare a farlo, sanno sfruttare la propria fisicità e finché glielo consentono fanno bene a farlo. Dal canto nostro abbiamo avuto una reazione d'orgoglio importante, abbiamo preso un punto fondamentale e ce lo portiamo a casa e di questo sono contento, no? Quindi bene, però mi dispiace perché succedono delle cose che proprio non mi piacciono. Io sono un amante dell'hockey, lo faccio da quando sono piccolino e vedere prendere determinate decisioni un po' mi stucca, un po' mi stucca. Poi anche tutto quello che avviene dopo, il provocatorio, non mi piace. Stasera abbiamo preso il quarto gol, che non era regolare. Esatto. C'è stato un dialogo con i microfonini che chiaramente noi non possiamo sapere quello che si sono detti. Io ho visto che Chelsea ha detto sei vicino Davoli, sei più vicino di me, lui dice secondo me è autorete e lui ha dato punizione. Poi si sono parlati, hanno parlato anche con il terzo arbitro, quello che sta sul baldacchino qui a Viareggio, e ha detto l'ha visto anche lui. Allora intanto lui è uno di Viareggio, quindi se può prendere una decisione così importante potremmo aprire anche l'arbitraggio agli arbitri di Viareggio, perché questa è una decisione che determina un risultato. Non può uno che è lì a fare il terzo arbitro, a segnare i falli, a guardare i 45 secondi, anche a vedere se c'è un rosso a gioco lontano, un intervento pericoloso, decidere un gol, se è gol o autogol, da una posizione fra l'altro che non è favorevole, perché la palla arriva dall'altra parte. No, scusa, perché è più indietro di Chelsea, quindi non lo può vedere. No, è più indietro di Chelsea e è dalla parte opposta di dove arriva la palla. Quindi uno che ha fatto sport come me è difficile vederlo. L'avevamo visto noi dalla panchina, però noi abbiamo l'occhio da giocatore, l'arbitro ha l'occhio da arbitro, che non è quello del giocatore. Io di questo sono dispiaciuto, nonostante che si sia pareggiato. Magari non lo dava, si perdeva 7-3, perché poi l'hockey va giocato, il minutaggio dopo va giocato. Però quello che è successo, voglio dire, due arbitri come Chelsea e Davoli, che arbitrano dalla notte dei tempi, far decidere a uno che dovrebbe prendere i falli, segnare i secondi, i minuti, mi sembra anche abbastanza brutto nei propri confronti di loro. Quindi doveva Davoli aver visto, aveva visto bene, andava a Chelsea, non è gol, come le immagini parlano chiaramente. Però va bene così, insomma, è un errore di 3 persone. Parliamo di una cosa positiva, il Centro ha pareggiato, quindi anche se il Vadagna ha vinto siamo sempre terzi noi per gli scontri diretti, ma noi abbiamo una partita in meno, quindi se tutto va bene possiamo essere 3 punti avanti. No, ma questo è un pareggio importantissimo in ottica campionato. Sappiamo che abbiamo ancora delle partite molto difficili perché praticamente andiamo a scontrarci solo Castiglione che è in piena lotta per la retrocessione, Giovinazzo che è un leone ferito e poi abbiamo Monza e Bassano, quindi la strada è complessa, però io credo che con questo spirito possiamo raggiungere il terzo posto che a questo punto è il nostro obiettivo. Bisogna anche dire quello che è oggi il nostro obiettivo anche per motivare i ragazzi. Il nostro obiettivo è il terzo posto in classifica, perché questo poi ci apre la strada nei playoff a fare una via più semplice, anche se va giocato qualsiasi match, però insomma si apre veramente le porte per andare magari a giocare una semifinale che qui manca da tantissimi anni. Grazie Nicola. A voi, buona serata.